10 giugno inizierà la rivoluzione per la linea di autobus che collega Chioggia a Venezia. Da quel giorno il servizio di ACTV sarà sostituito da quello dell'impresa Arriva Veneto, che si è aggiudicata l'affidamento secondo il bando della città metropolitana. E assieme all'introduzione di un nuovo parco mezzi, atteso da tempo, non poche saranno le modifiche a percorsi orari, che verranno annunciate ufficialmente il 3 giugno. Già si sa che la città sarà collegata direttamente al centro di Mestre e all'aeroporto Marco Polo, attraverso un percorso che partirà dall'Isola dell'Unione. Il secondo capolinea sarà fissato a Ridotto Madonna e raccoglierà gli utenti di Borgo San Giovanni accedendo alla strada principale da via Naccari in Tombola, come ora. Ma l'amministrazione clodiense è preoccupata dai tanti cambiamenti che la dismissione del capolinea di Piazza Europa provoca nel tracciato cittadino. Niente, ad esempio, ancora si conosce riguardo le fermate di Sottomarina. A breve, comunica l'assessore Stecco, sarà convocata una commissione per invitare il nuovo gestore. Il collegamento con l'aeroporto, sottolinea, è sicuramente utile anche per rafforzare il turismo, ma non è stato chiesto un parere all'amministrazione prima di stravolgere i percorsi interni. Non possono farlo senza una condivisione in una città delicata come questa, ove la viabilità è costantemente messa a dura prova, specie in estate. Per non parlare naturalmente delle migliaia di utenti quotidiani che devono recarsi a Venezia, Mestre e Marghera per lavoro e per studio, e di colpo si troveranno a dover cambiare fermate, orari e abitudini. Il 3 giugno se ne saprà sicuramente di più, giusto una settimana prima dell'entrata in carico del nuovo gestore. Il parco per i cani non si farà, almeno non ora e non in via Niccolò Zeno. Hanno vinto le oltre 500 firme raccolte in maniera civile dai contrari e purtroppo anche gli anonimi estensori dei volantini con minacce alla salute e alla vita stessa degli animali. Ma soprattutto la promotrice Laura Doria, che aveva suffragato l'iniziativa con la sottoscrizione di 1139 potenziali utenti, lamenta il disinteresse dell'amministrazione comunale, che a suo dire se ne è lavata le mani evitando di decidere e prendere una posizione, anche dopo che la stessa Doria si era detta disponibile a fondare un'associazione per la gestione del parco. Il dietrofront della maggioranza, che inizialmente si era detta possibilista, è stato comunicato a Doria dal capogruppo Paolo Bonfà, al quale pure in un recente passato erano stati avvelenati 2 cani. Sono delusa, dice Laura Doria, anche perché il sindaco in tutti questi mesi non è riuscito a dedicarmi nemmeno 5 minuti, ed è evidente che non c'è la volontà politica di adibire il parco alla ricreazione dei cani, peraltro a costo zero per il comune e per chi vi avrebbe avuto accesso. In città esiste un'altra struttura analoga, in via Padre Emilio Venturini a Brondolo, gestita appunto dall'associazione Amici del Parco. Alberto Golfetto, il pregiudicato Johnny Biondo, ha 24 ore per lasciare la città dopo la notifica del foglio di via combinatogli dal comune di Chioggia. Per 3 anni il ladruncolo trentenne di origine padovana non potrà mettere piede nel territorio comunale, dopo la raffica di furti che lo ha visto protagonista nelle scorse settimane. Le forze dell'ordine sono fiduciose che il divieto verrà rispettato, anche se la sua infrazione comporterebbe solo l'ennesima denuncia, la quale andrebbe ad aggiungersi alla montagna di precedenti. Solo opportunamente sommati, in base alle prescrizioni di legge, spalancherebbe a Golfetto le porte del carcere a seguito del processo. Anche nelle scorse ore una pattuglia ha perlustrato la zona di via Alga dove il malvivente aveva trovato rifugio, creando trambusto tra gli altri sbandati che vivono di espedienti criminosi. Nuovo appuntamento con Celibri, la rassegna letteraria della Biblioteca Sabadino, curata da Stefano Spagnolo. Oggi dalle ore 18, nella sala conferenze del Museo Civico in Campo Marconi, lo scrittore Marco Rossari illustrerà i temi della sua ultima fatica, Nel cuore della notte, edita da Einaudi nella collana Super Coralli. Un romanzo per adulti, lo definisce la promozione, diretto a quelli che hanno già scoperto il mutare delle emozioni e dei sensi nelle diverse età della vita, quelli che conoscono la furia delle parole, capaci di travolgere come una tempesta. Tenendoci svegli nel cuore di una lunga notte, uno sconosciuto racconta la sua storia d'amore, di sesso, di politica e poesia. Nella storia, 2 uomini si incontrano su una corriera traballante che attraversa un paese tropicale, diretta verso un remoto vulcano da ammirare all'alba.
Il più giovane è in viaggio di laurea con la ragazza, il più maturo ha bevuto troppe birre e ha una storia speciale da raccontare. Marco Rossari è stato candidato al premio Strega, ha pubblicato racconti, romanzi e poesie, ha curato un'antologia di racconti umoristici e è fra i più importanti traduttori dall'inglese. L'incontro è ad ingresso gratuito. Pomeriggio di poesia all'Auditorium San Nicolò. Oggi, dalle ore 17:30, il gruppo Poeti Città di Chioggia organizza la 27ª rassegna cittadina di poesia, con declamazioni in lingua italiana e in vernacolo. Nell'occasione, la presidente Guidina Borella Lando presenterà il 20° volume dell'antologia, che raccoglie composizioni degli autori locali. Durante l'iniziativa verranno declamati i versi scritti da Maria Luisa Baldo, Liliana Bellemo, Giancarlo Boscolo Mezzopan, Ketty Buseghin, Antonio Casarotto, Edda Cavallarin, Maria De Sario Comparato, Achille Grandis, Bruna Migliorin, Lucia Penzo, Guido Rossi, Luciana Sambo, Olga Tiozzo Gallo, Maria Varagnolo, Rossana Veronese e dalla stessa Guidina Borella Lando, inframmezzati dagli sketch musicali della pianista Micaela Tiozzo, del baritono Clorindo Manzato e del soprano Micaela Bregantin. I testi di alcune poesie sono stati anche interpretati dal pittore Dino Memmo e verranno esposti alle pareti dell'auditorium durante la manifestazione. Amici di Network Azzurra, buongiorno e buon sabato a tutti. Dunque l'insidioso e forte ciclone mediterraneo tende in questo weekend a perdere potenza e a ritirarsi verso sud, lasciando quindi appunto porte aperte a un miglioramento del tempo un po' su tutte le zone del nord Italia. Ma ovviamente comunque continuerà a dare ancora qualche effetto diciamo di maltempo o di variabilità e di instabilità su molte delle regioni italiane, proprio perché si va prospettando un'altra pressione dall'Atlantico verso l'Europa centrale. Naturalmente però sul bordo meridionale di questo anticiclone tendono a scorrere in quota delle correnti da nord-nord-est, le quali continuano a mantenere quindi un campo barico piuttosto basso e quindi ancora qualche instabilità pomeridiana specialmente. Questo avverrà sia sulla parte diciamo tirrenica della Sardegna sia sulle zone del nord-est, dove sia sabato che domenica troveremo appunto delle situazioni di instabilità specialmente pomeridiana. Ma naturalmente il tempo è in via di guarigione molto lenta, ma diciamo ha cominciato questa strada verso il miglioramento. Quindi per oggi ci aspettiamo una giornata leggermente migliore di ieri, una nuvosità stratificata specie nel pomeriggio che potrebbe dar luogo a qualche temporale, a qualche veloce acquazzone appunto anche sulle coste venete, ma soprattutto sulla parte pedemontana e di alta pianura. Quindi ancora un tempo non del tutto a posto che comprometterà probabilmente anche buona parte della domenica. Da lunedì questo promontorio anticiclonico dell'Europa diciamo centrale tenderà poi a spanciare anche verso sud, riportando condizioni anticicloniche di bel tempo anche sulle nostre regioni. Quindi tutto sommato una situazione che va leggermente migliorando ma gradatamente. Quindi vi auguro un buon sabato e buona festa a tutti. Ciao!